Allora, Samora, lo so carissima, purtroppo quando fa freddo fa freddo, quando fa freddo fa freddo. Non ci possiamo fare proprio niente. Allora, vi ricordo che siamo in diretta anche su YouTube, Oggi siamo in diretta anche su YouTube. Allora, ripeto che alle ore 17 io darò il via alle 3 telefonate per un consulto di cartomanzia gratis. Oggi voglio omaggiare a 3 di voi, quindi rimanete sintonizzati. Sì, lo sai come la vedo io, cioccolattina è meglio freddo da letto, un cappotto e chiungul e ti godi la vita, non si suda, può zumbare come vuoi tu, non soffri caldo. A quest'ora c'è l'imbarazzo della scelta dei cartari, le casalinghe cartomanti. A quest'ora ci sta proprio l'imbarazzo della scelta, tutti torno come i pazzi. Sapete chi le persone impazzite con la testa che hanno la patologia della cartomanzia? Hanno una patologia proprio della cartomanzia, vanno torno, non sanno a dove hanno chiamare, non sanno a chi sanno affidare, devono chiedere a quello se gli dice la stessa cosa che gli ha detto quell'altro. Che manicomio, ma quanta scema, madonna, siete proprio patetici. Voi che non riuscite a capire il bene dal male, siete proprio persone inutili, patetici proprio. Come si fa? Io non lo so come si fa a essere così ignoranti. Bah. Allora, alle ore 17 daremo il via alle 3 telefonate per avere 3 consulti gratis, per dare la possibilità a 3 persone di fare consulti gratis, solo 3 persone. Alle ore 17 darò il via alle telefonate. Le prime 3 persone che prendono la linea parlano con me. Logicamente salutiamo gli amici che ci seguono dal canale YouTube Il Sandone di Avella. Quindi un abbraccio anche a tutti voi che mi seguite. Mi dispiace per il Napoli, ieri sera, ma ieri sera mi sono intossicato. Mi sono proprio intossicato ieri sera. Mamma mia. Giocavano con un giocatore in più, l'arbitro giocava a favore a loro. Gli arbitri sono come
i giudici, quando sbagliano nessuno li richiama. Se fanno, commettono uno sbaglio, povero Cristo che ci va per sotto. E così sono pure gli arbitri. Così sono gli arbitri. Ieri sera una partita vinta, l'abbiamo pareggiata. Una partita vinta. Mamma mia, mamma mia. Che dobbiamo fare? Sei juventina? E vabbè, ognuno tifa per la squadra che più gli piace. Pensi te che io da piccolo ero interista, da piccolo sono nato con l'Inter. Poi, nel crescere, sono passato con il Napoli. Perché? O Napoli fa parte della mia regione. O no? Fa parte della mia regione. Pronto? Maestro, buonasera. Buonasera. Intanto buon anno. Anche Scusi che la lei. disturbo. Anche Volevo solo un'informazione. Io praticamente tempo fa, un paio di mesi fa, le chiesi per una cittadinanza che sto aspettando da tempo, una domanda che ho fatto per dei documenti, insomma, però ancora nulla. Signora, mica tengo l'ufficio di cittadinanza. Lo so, ma lei se ne ci può guardare che i documenti vengono accettati o no, nient'altro. No, signora, dobbiamo rispettare le regole. Alle ore 17 io darò il via a 3 telefonate. Se lei prende la linea parla con me. Ah, va bene, grazie. A non lo dopo, sapevo, grazie a mille. dopo. C'era più l'ufficio di collocamento e l'ufficio l'ufficio di cittadinanza, si chiama così. Ai ai ai, quindi ti dicevo, poi ho detto ma io sono campano, perché devo tifare l'Inter? Un Napoli fa parte della mia regione. Grazie del cuore, grazie Lovanmi. Poi utengo che vicino si moglie a vedere una partita, me la vado a vedere tranquillamente, ma perché già ti fa per la gente che non merita? Chi ci schifano a noi della Campania, Milano, Torino, ci schifa. E io dovevo essere tifoso per l'Inter, ma non va bene, non va bene, non va bene. Allora, cominciamo a mischiare. Mancano 5 minuti, dopo darò io il via. Oggi vi voglio omaggiare a 3 di voi. Forza sempre Napoli. Però ci fermano. Ci hanno fermati ieri sera e quindi continueranno a fermarci. Arbitri venduti e nessuno dice niente. Grazie Moses. E nessuno dice niente. Napoli è la vita mia, Maria. Io non sono napoletano. Io sono casertano, però Napoli non mi ha da toccare nessuno. Abbiamo una città più bella del mondo. Una città che i turisti non mancano mai. Pienone. Sabato e la domenica non si può andare a Napoli. Allora siamo arrivati a 73.300 like. A chi devo ringraziare? Devo ringraziare a Cleo. Sei stata 2 anni fa lì. Bella. Il lungomare di Napoli, la fine del mondo.
E che vuol dire fa? I quartieri spagnoli. E i quartieri spagnoli è una zona più affollata e più ricercata dei turisti. Mamma mia. Da quando hanno fatto quel murales di Diego Armando Maradona non si capisce più niente con i quartieri spagnoli. È la fine del mondo. Allora, via le telefonate, forza la prima persona, i primi 3 che prendono la linea possono avere una cartomanzia gratis. Andiamo con la prima telefonata, vediamo chi sarà la fortunata o il fortunato. Vediamo a chi dobbiamo accontentare. Il rione più malfamato qual è? Ma Francesco, non ti saprei dire, perché Napoli non è più quello di una volta, lo sai. Pietro Cricifulli. Ciao Pietro, buon pomeriggio, buon anno anche a te di cuore. Pronto? Pronto? Allora, pronto? Ti sei persa la polpetta, ciao, stato buono. Al Firiu. Allora, avanti la prossima telefonata. Altre 3 telefonate, ragazzi, 3 persone possono avere cartomanzia da me. Pronto? Pronto, buonasera e buon anno. Anche a lei, buonasera signora, prego, da dove chiama lei? Io chiamo dalla Puglia, Taranto. Taranto. Allora, cosa posso fare per te? Vorrei sapere gentilmente se ti sblocca la mia situazione con la casa. Mi fai la domanda più precisa? Allora, cambio casa? Ah, ecco, se avrai un cambio casa, Ah, giusto? se avrò il cambio casa, sì. Allora, mi dici quanti anni c'hai, che segno sei? Del cancro sono, 53. 53 anni, segno del cancro. Allora, andiamo a verificare, ma comunque ti dirò anche altre cose, è un consulto, diciamo, un po' in generale, vabbè? Sì, grazie. Prego, siamo qui apposta. Vedo che mi è lenta nel pensiero. Allora, gentilmente, se lei mi dà un numero da 7 a 9, 7, 8, 9? 7. 7, perfetto. Allora signora, da questo momento stia zitta, non deve parlare, non deve rispondere né sì e né no. Assolutamente, sto zitta. Allora, intanto cambio di casa mi esce, quindi ci sarà questo cambio di casa, punto 1, quindi ci sarà questo cambiamento, questo cambio di casa. Poi vedo un qualcosa che ha a che fare con, per intenderci, con problemi giudiziari, qualcosa del genere, che sta a indicare che lei deve sistemare una certa situazione, quindi riuscirà a sistemare nel tempo anche tutto ciò. Quindi poi ci sta un periodo un po' negativo, mi riferisco un po' in generale, ma punto centrale anche economicamente, da 5 mesi a questa parte. Io le dico che già a partire dal mese di marzo andare avanti ci sarà un cambiamento, ci sarà una stabilità, quindi alcuni problemi si risolveranno. Pian piano riuscirà ad avere la serenità che da tempo sta cercando. Solo l'unica cosa, deve decidere
di cosa vuol fare da grande, nel senso che lei è diciamo, sta facendo un pochettino da donna e da uomo, deve un pochettino prendersi la sua vita in mano per avere una vita migliore. Tutto qua, sono stato chiaro? Molto chiaro, grazie. Si trova? Sì, precisamente. Perfetto. In tutto, bravissimo. Grazie, questo sono io, scusate se è poco. Ammazza poco, tantissimo, tanta roba. Buonasera signora, grazie. 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 Questi sono i consulti di cartomanzia, non bla 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 bla, tirare le parole dalla bocca. Seconda telefonata, vediamo chi sarà la fortunata o il fortunato. Solo 3 persone. Pronto? Pronto maestro, buonasera. Buonasera, con chi ho il piacere di parlare? Allora, sono Assia da Torre del Greco. Assia da Torre del Greco. Dimmi Assia. Allora, prima di cosa volevo precisare che lei è un grande, perché 3 o 4 mesi fa ho avuto un consulto in privato con lei, dove mi diceva che all'anno nuovo avrei avuto questa gravidanza e così è stato, quindi per me lei è il top. Sarà capitata Assia. No, lei è il top. Io cerco di portare fortuna a tutti, come dico sempre io, dovete voi scoprire chi sono io, perché io non posso mai dirlo. Ho voluto fare questa testimonianza perché lei per me è il top. Grazie Assia, grazie. E auguri per diventare mamma. Grazie mille. Ora, se è possibile, maestro, se è possibile chiedere, Sì. volevo sapere se questa gravidanza andrà bene, se lei vede che se sia un maschio o una femmina. Mi stai chiedendo troppo, però vai, dai, non ti preoccupare. È primo figlio? No, il secondo. Il primo è maschio? Sì, Allora, mi dici gentilmente la tua età, il tuo segno zodiacale? 35 anni, segno di pesci. Perfetto. Salutiamo l'amica Maria Grazia, buonasera. Allora, un numero da 7 a 9. 8. 8. Sì. Infatti la gravidanza mi esce. Guarda qua, la carta della gravidanza, vedi, se non me lo dicevi usciva. Ed ti posso garantire che andrà bene. Allora, vediamo un po'. Sì, andrà a gonfie vele, andrà bene, non ti preoccupare. Il fatto, se è maschio o femmina, vediamo un pochettino se posso aiutarti. Allora, 1, 2, 3, 4. E invece ascolta, sperando che non mi sbaglio, però stando al calcolo che ho fatto della cartomanzia, dovrebbe essere una femminuccia. Ok? Ok. Auguri ancora. Grazie, sempre gentilissimo, sempre un grande. Grazie, buona serata, grazie. Buona serata. Salutiamo anche l'amico Gennaro. Ciao Gennaro, buonasera. Ultima telefonata, solo 3 persone, quindi questa è la terza, poi tutti gli altri passate a pressa. Dimmi Monica. Maestro, buonasera. Buonasera. Come state? Ah, bene, bene, dai. Ho proprio le feste. Ma sì, non ci Sempre un lamentiamo. piacere sentirla, maestro. Io sto tutta raffreddata. Vabbè, che la mo corro, purtroppo freddo ci sta.
fare pure io una domanda? Sì, come no. Grazie. Allora, maestro, io le volevo dire, io fra 15 giorni devo andare a affrontare una causa. Mm. Volevo sapere se si faceva questa causa o veniva rinviata. Ma è la prima udienza che fai o è ci No, sono... no, è la prima, è la prima. La prima udienza, vediamo subito. Grazie, maestro. Prego, dammi la tua data, cioè il tuo segno zodiacale e la tua età. Sì, allora 49 Ariete. Un numero da 7 a 9. 9. Dal mio punto di vista verrà rinviata, rimandata. Ah, che bella notizia che mi avete dato, maestro. Almeno questo le carte dicono e non vorrei sbagliarmi, quindi verrà... No, di solito non vi sbagliate mai. Mi auguro di sì, dai. Quindi andrà rinviata, andrà rimandata. Quindi non vedo, diciamo, questa che sia adesso. Ho capito, quindi potrò guadagnare un po' di tempo. Sicuramente sì. Ho capito. Va bene, maestro, Va vedete bene. qualcosa, un periodo un po' più migliore per me? Arriverà per te un periodo meglio, Monica. Deve passare questo mese qua, Sì, dopodiché tornerà un po' di luce anche su di te. la ringrazio perché non è stato un anno facile. Lo so, Monica, lo so, ma è finito. Però è necessario che sta finendo un po', io niente non voglio, però... No, ma è finito l'anno vecchio, adesso si mette in moto l'anno nuovo e quindi tornerà un po' di serenità pure per te, stai tranquilla. Grazie maestro, Va grazie. bene. Io l'abbraccio infinitamente e lei è sempre il numero uno. Grazie, buona serata Monica, Buona grazie. serata maestro, un Grazie. abbraccio, grazie. Era l'ultima telefonata, stop con le telefonate. Come ho detto io, solo 3 persone potevano omaggiarsi di 3 consulti. Ogni mia live darò la possibilità a 3 persone di avere una consulenza gratuita. Chi invece ha un problema serio da parlarne con me riservatamente può contattarmi in privato tramite WhatsApp, fissare un appuntamento e parlare con me con la massima riservatezza. Il numero di telefono è quello che vedete in alto accanto alla mia foto. Eri tu? E io sono il numero 0, perché il numero 0 viene prima del numero 1. Ali. Veronica Losardo, buonasera Veronica, buonasera a tutti quelli che vi vogliono bene, chi li là che non mi vogliono bene a schiattà come schiattano i pumaroli. Salutiamo sempre gli amici che ci seguono da YouTube, al mio canale Il Santoni di Avella, perché siamo in diretta anche su YouTube. Ali, non ti ho capito, ma maestri 10 quamato fatto. Tu scrivi chicchinese, Ali? Sei chicchineso?
per sapere di sto documenti, e a lì bisogna fissare un appuntamento privatamente tramite WhatsApp e si fissa un appuntamento in privato, il servizio si paga. Oppure domani alla stessa ora ci sono 3 telefonate gratis, quindi puoi prendere la linea e puoi parlare con me domani, come ho fatto oggi, no? Cominciano a uscire i segni di vecchiaia, le rughe, che sta tutta vecchiaia. È tutto fascino, così mi dico io. Chiamamolo fascino. Mannaggia bubba. Intanto la sento io. Peppe Scirocco, buonasera Peppino. Giovanni, hai problema di linea? Che beh, quello quando il tempo è così. La connessione non è chiara. Allora, conservatevi il mio numero di telefono qui in alto accanto alla mia foto, così facendo, quando avete bisogno, quando ne sentite il bisogno di parlare con me nella massima riservatezza dei vostri problemi, dove non vi sente nessuno,
potete tranquillamente parlarne con tranquillità dietro appuntamenti, quindi conservatevi il mio numero. Uè Anna Maria, buonasera Anna Maria, tanta luce anche a te Anna Maria, di cuore, veramente di cuore. Siamo arrivati in questo istante a 100.000 like, 100.000 like. Ha pigliato un post, cioccolattina. Uè Brunetto, buonasera. Grazie Giovanni. Volere e potere. Grazie Giova, grazie di cuore. Ciao Mary, buonasera. Un abbraccio di luce a tutti quelli che stanno nella mia live. Dovete avere tanta pace e tanta serenità e realizzare ogni vostro progetto. Questa è la mia benedizione per tutti quanti voi nella mia live. La marmaglia, l'immondizia, gente che terra che facciano il loro corso. Noi siamo seri, apparteniamo alla morte. Questo lo diceva il grandissimo Totò. Coloro che non pensano alla morte sono persone malvagie, persone che non hanno un domani. Bisogna pensare alla morte una volta al giorno per andare d'accordo con se stessi e con gli altri. Fai bene Giovanni, pensare alla morte ti aiuta a essere una persona umile, ad essere una persona
con dignità. Perché muore il povero, muore anche il ricco, muore il bravo, muore il cattivo. Però quando poi andiamo lì al cimitero e io passo accanto a un loculo dove conosco una persona che brava, una persona che io nella vita l'ho definito sempre una persona brava, io le dico: che brava persona, Gesù Cristo mi aiutalo all'aldilà. Se invece passa accanto a una persona cattiva, falsa, che nella vita ha fatto solo del male, io quando gli passo accanto, tu, una sputazzata non la manca mai, parola d'onore, perché io sono fatto così, sia da viva, sia da morta. Se meriti il mio rispetto te lo do, se non lo meriti non te lo do. Perciò bisogna pensare alla morte una volta al giorno, per vivere in pace e serenità e vivere nella tranquillità. Ciao Pina, buonasera. Questo periodo sto vedendo nell'anno nuovo ancora tanta cattiveria. Avete visto quel povero miserabile che ha ammazzato al capotreno, Alessandro si chiamava, mi sembra, l'ha coltellata senza un motivo, in Svizzera lì che ha preso fuoco, 40 più morti. C'è iniziato un anno peggio dell'anno precedente. Quindi è come dico io, l'era di Cristo è finita. È inutile che dite Gesù Cristo mio aiutami tu. Gesù si è arreso. Questa è l'era del diavolo, è l'era di Satana e lo stiamo vedendo. Anche quest'anno abbiamo iniziato proprio bello. Avete visto quante brutte notizie, quanti morti? Quel povero ragazzo ucciso con una coltellata senza sapere come e quando. Questo non lo permette Gesù, questo lo permette Satana. Quindi scedatevi lo suono, svegliatevi e cerchiamo di avvicinarci un po' di più alla preghiera. Cerchiamo di pregare un po' di più. Ogni tanto andatevi a sentire una bella messa, ok? Aiuta molto. Diamo possibilità, cerchiamo di non dare, meglio dire, la possibilità al diavolo di andare avanti, solo con le preghiere, solo diventando un po' più consapevoli possiamo combattere il diavolo. Sembra una stronzata a dirlo, vero? Sembra una stronzata, ma credetemi, non è una stronzata. Quello che dico è verità, perché la preghiera aiuta spiritualmente, aiuta spiritualmente il corpo, l'anima. Quindi cerchiamo di avvicinarsi almeno una volta ogni 15 giorni, non vi costa niente andare in chiesa. Se non volete andare in chiesa nella chiesa del vostro paese, andate a una chiesa lontana, così vi sentite più a vostro agio. Andate a sentirvi una bella messa, vi aiuta molto, datemi retta, vi aiuta molto sentire una bella orazione fatta da un bravo prete, vi aiuta a stare in pace. Fatelo, provateci e andremo così a combattere il diavolo, perché qua l'essere umano si è imbastardito, stiamo diventando tutte bestie.
bestie. Mi avete capito? Io ancora devo dire, nessun cane ammazza un altro cane. Se succede perché l'addestra l'umano, l'addestra la bestia. Ma qua noi siamo arrivati fuori controllo. Non c'è più nessun controllo. Fa paura camminare in mezzo alla strada. Ti trovi accoltellato senza nemmeno saperlo. Tu ti vai a fare una passeggiata, ti trovi accoltellato e non lo sai nemmeno. Incontri qualche pazzo, qualche bestia davanti ai piedi e ti toglie la vita. È normale secondo voi? È normale? Normale non è. Cristo vuole questo? No. Gesù vuole questo? No, perché se Gesù vuole tutto ciò, vuol dire che io fino ad oggi non ho capito niente di religione e non ho capito niente di Gesù. Gesù è stato sconfitto dal diavolo. Dobbiamo essere consapevoli, è inutile girarci intorno e usare le stronzate nella mente. Gesù è stato sconfitto dal diavolo. C'è più male che bene nel pianeta terrestre, c'è più male che bene. Mai una cosa del genere. Io che vengo dal passato, nella mia epoca non c'era tutto ciò. Oggi io ne vedo. Mary che dice? Diciamo pure che siamo invasi da stranieri, sono loro la percentuale. Ma diciamo che la percentuale, ma non sono d'accordo, Mary. Gli italiani fanno peggio. Gli italiani fanno peggio. E tu guardi quanti uomini hanno ammazzato la propria donna, che erano stranieri, tutti italiani. O no? Quanti uomini ammazzano le proprie donne? Che a me risulta sono tutti italiani. Quanti ragazzini ammazzano i propri compagni? Sono tutti italiani. Ciao Giovanni, un abbraccio forte. Sono tutti italiani. Gli stranieri sì, come no, anche gli stranieri. Ma confronto gli italiani sono minima parte. Minima parte. Quindi stiamo inguaiati. I nostri figli non hanno un futuro e quando esce un figlio di casa devi dire Madonna mia, mettici la mano addosso. E questa è la vita attuale di oggi. Siamo diventati bestie. Purtroppo è la verità. Non ci possiamo fare niente. Quello che è successo al Capotreno, questo ragazzo Alessandro, 36 anni, sta per fatti suoi, sta andando a prendere la sua macchina per andare a casa. Sta per fatti suoi senza dar fastidio a nessuno. Arriva questo e la coltella, senza nessun motivo, senza perché e senza un motivo. Scusate, ma che vita stiamo vivendo? Che speranza abbiamo? Non abbiamo più nessuna speranza. La cattiveria ovunque sta peggiorando e lo vediamo anche qui su TikTok, attenzione. Voi lo vedete qui su TikTok quante persone malvagie, quante persone che entrano in una live perché devono dare fastidio. Questo è nel virtuale
e da vicino è peggio. Questo è il discorso. Quindi io non penso per me, io penso per i miei figli, i miei nipoti, che futuro hanno e quelli che ancora devono venire, che speranze hanno? Zero. Hanno zero di speranza, ve lo dico io. E quindi stiamo inguaiati, stiamo inguaiati. Allora, siamo arrivati a 128.600 like, 128.800 in questo momento. In mia compagnia fino alle ore 18, dopodiché vado a preparare l'oroscopo di domani, l'oroscopo della giornata di domani. E vabbè, quello che dicono gli astri, magari lo andrei a preparare per tutti voi positivamente, ma quello che dicono gli astri, quello dobbiamo inserire, perché io lo vado a preparare in base alla numerologia degli astri, capito? Devo metterci un po' di miele nel cancro, ma già è pieno di dolcezza il cancro è pieno di dolce, è pieno di amore, pieno di coccole, è una coccolona. Pesci, ciao Anna e Tino. Il pesciolino pure è un bel segno, dai. A portare la mano. Lo devi inserire a tuo piacere. Il pesce è fatto così, lo devi portare per mano e inserirlo al tuo piacimento.
cancro invece ruba cuori. Donna ti riferisci tu? Cancro donna? Sì, perché non tutte le donne usano la dolcezza come lo usa il cancro. Cancro donna usa molta la dolcezza, le coccole, è molto affettuosa. Perciò è una rubacuori, perché gli uomini stanchi di tutte questa, cerca la dolcezza, un po' di pace. Fabrizio Marinelli, buonasera Fabrizio, grazie, grazie. 1,78. Ah, sei anche tu cancro, Anna Maria, bene. Però poi non fa arrabbiare mai a un cancro, non lo devi fare arrabbiare, perché se fai arrabbiare una cancretta ha perso Filippio Panar. Sì, infatti, cioccolattina. Eh sì, è vero, è vero. Maestro Achille, buonasera, è un piacere vederti dopo tanti anni, sei sempre un grande. Grazie Achille, grazie di cuore, grazie. Passano gli anni, diventiamo sempre più vecchi, però noi siamo come il vino buono, più invecchia e più è saporito. Ma vedi, cioccolattina, invecchia il corpo invecchia, ma dentro si è sempre gli stessi, secondo il mio parere.
Buonasera a Terry Natella, buonasera a te, ben entrato in live, grazie. E siamo arrivati a 140.000 like, dico 140.000 like. Grazie a tutti voi che fate tap tap. Grazie a tutti coloro che hanno dato una mano a questa mia live. Anche perché io dico sempre i numeri non contano, perché io non sono per la massa, io sono per la qualità, quindi quei pochi ma buoni. Ciao Antonietta, buona serata a te, tanta luce sulla tua famiglia. Io sono per la qualità e non per la massa. Non mi piace avere 200-300 persone inutili e malvagi. Buonasera a te Tiziana, tanta luce anche a te, ciao, buona serata. Bene, allora ragazzi, noi ci salutiamo qua, ci vediamo domani, non so l'orario domani non so a che ora, perché domani ho impegni per consulti in privato e quindi ho orari un pochettino particolari, però se posso mi affaccio. Intanto io vi auguro una felicità unica a tutti voi che siete entrati.
ma anche tutti quelli che mi hanno seguiti su YouTube, sul mio canale YouTube, il Santoni di Avella, ed a tutti voi che mi avete fatto compagnia in questa bellissima diretta live su TikTok. Salutiamo, ma figurati, non problema, cioccolattina, sempre a disposizione. Allora, saluto a te Cioccolattina, salutiamo Anna Maria, buonasera Anna Maria, salutiamo a Monica, buonasera, salutiamo a tutti quelli che mi hanno tenuto compagnia in questa meravigliosa live. Ok? Un abbraccio di luce a tutti quanti voi e vi rinnovo la mia più cordiale buona serata a tutti.